Siamo qui con Khadija dell'indirizzo artistico del Liceo Veronese di Montebelluna. Che traccia hai scelto e le prime impressioni su questa prima prova scritta? Allora, io sono entrata volendo scegliere la traccia A, mi ero anche preparata, ma non conoscevo nessuno degli autori, quindi Pavese tipo non l'avevamo fatto a scuola, quindi ho scelto la traccia B che riguarda appunto ehm, la maturazione, comunque passaggio tra generazioni, la generazione adulta e quella d'infanzia, diciamo. E era piuttosto tranquillo, sì, ho scelto tutt'altro che la traccia A, ma è andato bene, diciamo. E che impatto ha avuto l'intelligenza artificiale sulla preparazione per questi esami? Allora, io ho usato l'intelligenza artificiale per sistemare più che altro gli appunti e per usare le flashcard, diciamo, ma non l'ho usata più di tanto perché sennò non avrei avuto tanto bagaglio, diciamo, o almeno questa è la mia impressione. E dopo la maturità cosa farai? Avevo intenzione di fare un ITS, se riesco ad entrare, nel settore del design manager. Perfetto, grazie mille. Grazie.